Signori, applaudiamo, ma forse anche no, il vecchio Dante! Ma finiti fa casino, grande casino. Io stavi dormendo tan ben, una roba che... Basta! Vergognosi Dante! sporcazzoni! Ma perché sporcaccioni a caso, Allora. gratis? Contento di essere qui in questa ultima puntata con noi? Ma neanche morto! Io vengo per dovere sociale e civile. Ma chi l'ha chiamato poi lei? Allora io ho detto, oggi mi alzo, io mi alzo quando canta Gigi, Chi è Gigi? il gallo, beh. Chi vuoi che sia? Ho detto, c'è Biel, che bene, vedo il sole che mi fa male agli occhi, neanche abitassi sul Mataiur. Ah, e lei dove abita invece? Questa è una curiosità che ho sempre avuto. Lei dove sta? In via Riccardo. Abita qua? Abito là sopra. Ultimo piano? Ultimo piano a sinistra però. Beh, ovvio. Lei la destra. Anche se è l'ho indicato relativo, lei. in realtà qua si perde un po', vabbè. Allora, Io ho detto oggi è una giornata bella, ok? Ok. Perché sono tornato a fare una cosa che non facevo da quando ero giovane. Oh, che cosa? Pane vecchio e vino intocciato per colazione a letto. Lei poteva farlo anche prima, non è che ci voleva Quindi tutta è sta stata attesa. una... Ecco, poi scendo di corsa a piedi con Sì. le calze ancora indosso. sì, Ok. indossa le calze? Un altro capriccio che mi sono concesso questa settimana. Madonna che capriccio! Sono 35 gradi, lei dorme con le calze. Di solito solo la domenica per non dar loro odore. Le uso solo la domenica, ok? Sì? E c'ho un paio solo comunque. Ok. Vado in bagno, risciacquo la bocca, mi sveglio bene con dell'apacio, che è una miscela di aceto e aghi di pino. Sono contento, ecco. Faccio una cosa che dovevo fare, imbalsamo il cane. Ma come imbalsamo il cane? Sì, all'era sul divano di 2 mesi, staccava a pucciare. Lei le imbalsamava. Allora, ho detto imbalsamiamolo per ricordo. Allora poi vado di corsa a Dove? prendere la Gazza. La Gazza? Sì, giornale che lo leggo solo dalle 8 alle 9 perché sennò non ha senso poi. Hai ragione, ha ragione. Ecco, e tutto filava per il meglio quando mi sono ricordato poi a canalare l'ultima che dovevo venire qua a salutare, a fare un saluto. È vero che lei non vede l'ora di vedersi nelle necrologie, Dante? Ma vergognosa, porta rispetto per l'anziano, giovane barbuto. Allora io quindi sono venuto per fare dei ringraziamenti. Ah, ecco cosa volevo. Ma dove vuole arrivare? Allora, Ci sta raccontando mi la sua avete giornata. smaronato le balle per 2 anni. Allora, ringraziamenti. Ah, l'ha scritto in un Ho foglietto? preparato un foglietto. Scritto tra l'altro a computer? No, a mano. Che calligrafia ha, scusi? Perfetta! Lei è un robot, è un bionico. Ho scritto in Comic Sans a mano. Addirittura il fondo. Allora, fammi parlare. Sì, fallo parlare. Anziano, non so quanto ne avrò ancora. Quindi Bene, bisogna fare per la fortuna, sveglia. dai. Voglio ringraziare. Ecco. Ringrazio l'associazione donatori di midollo. Ce ne Ok. sono sempre di meno di uomini col midollo. Che deve- Ringrazio l'associazione Incesti, Non voglio sapere perché. Proloco Udine. Non esiste, va bene. L'Africa la ringrazio per tutti i materiali incomodato d'uso. Ok. Voglio ringraziare Nadia Oro, a cui ho lasciato anche le mie otturazioni recentemente. Associazioni Alpini Anals. Sì. Mensa per i poveri, dove vado a mangiare sempre anche sui buoni pasto già pagati dall'assistente sociale. Lo dice anche. Mi manca la compagnia, ragazzi. La Jugoslavia per le sigarette e la benzina. Associazione ABS dove vado a farmi i fanghi. Acciaieria ABS. Sì, acciaierie, scusa. Ah, ok. Lei è socio per quello. Sei buono! Parlavo io. Poi. Pronto soccorso di Udine dove ho perso l'utilizzo della gamba a causa dell'attesa. Non è il primo e neanche l'unico. Pastiglie Leone che per sbaglio ho scambiato con quelle della pressione. Ecco, ora si spiegano molte cose. La lavanda di Venzone che puzza di merda. No, non dica ste cose, non dica ste cose. Siamo in radio. E Dante. naturalmente mamma e papà. Ciao mamma che mi guardate da lassù.